Ciao, benvenuto in questa nuova lezione a cura di mattoscacco.com. Nel video di oggi vediamo quanto è importante farsi delle domande prima di arrivare in finale, perché se si cambiano velocemente i pezzi e come vedremo nella partita fra poco passeremo direttamente dall'apertura al finale senza neanche passare dal medio gioco, bisogna farsi quattro calcoli, bisogna chiedersi: ho una buona struttura pedonale, le mie torri controllano delle case chiave, il mio re è attivo, eccetera eccetera. Senza farsi prima queste domande è molto rischioso, infatti il nero probabilmente non se le fa e si va in una partita persa. Allora, le prime mosse sono tutte secondo l'apertura. D4, cavallo F6, cavallo F3, E6, C4, D5, cavallo C3, cavallo B di 7, alfiere G5, mossa abbastanza solita che serve a far uscire l'alfiere camposcuro dopo una spinta in E3. Alfiere E7, E3, arrocco, torre in C1. Guardate come il nero sta continuando a mantenere la pressione e non sta cambiando, ma cambierà solo dopo. C6, andando a consolidare il centro e andando a chiudere le potenzialità della torre, alfiere D3 e solo ora il nero cattura il pedone in C4. Perché solo ora non l'ha fatto prima? Perché ha aspettato che il bianco perdesse una mossa per poi fargliene perdere un'altra. Alfiere D3, quindi l'alfiere cattura in C4 è cavallo D5, posizione solidissima e classica di questo tipo di difesa. Cambio degli alfieri, alfiere per E7 e donna per E7, e la donna diventa un vero e proprio alfiere andando a controllare le diagonali su case scure. È il turno ora del bianco di arroccare corto, cavallo per C3, torre per C3 e 5, andando così a rovinare, diciamo, un po' questa forte diagonale di pedoni, anche perché qui il bianco non ha molta scelta. Se il cavallo indietreggia, oltre a questa situazione che non è molto felice per via del pedone isolato, può seguire anche questa situazione che è ancora più infelice, dove questo pedone è fortissimo e può essere insomma, facilmente difeso dalle forze del nero. Quindi il bianco non ha molta alternativa, cambio, 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 cambio e, sempre secondo la teoria, F4. Ora la teoria consiglia di portare la donna in E4 e con varie continuazioni si gioca il medio gioco pieno di insidie di tatticismi. In realtà la mossa del nero è di giocare donna F6. Donna F6 ha vari scopi. Innanzitutto mettiamo la donna al sicuro, non su una casa bianca dove può essere attaccata dall'alfiere. È una casa abbastanza sicura che allo stesso tempo controlla D8 per supportare questo tipo di mossa e supporta anche eventuali uscite di alfiere, per esempio in F5. Infatti, se proviamo ora a fermarci un attimino e ad analizzare questa posizione, ci chiediamo: che mosse ha a disposizione il bianco? Ha delle mosse forti? Guardiamo un pochettino la posizione e qui c'è un pedone arretrato in E3 che può essere insomma in futuro preda di attacco da parte del nero, e non ci sono grandi piani. Si potrebbe pensare di giocare donna B3, ma grandi piani non se ne vedono. Quello che si può fare innanzitutto è togliere questa debolezza e allo stesso tempo impedire che il nero riesca a giocare questa mossa qui, perché renderebbe ancora più critica questa debolezza e questo alfiere diventa fortissimo perché controlla questa diagonale. E in più, togliendo l'alfiere, il nero completa lo sviluppo e mette in comunicazione le torri. Di conseguenza l'ottima mossa del bianco è quella di spingere in E4
il nero comunque sviluppa l'alfiere, però questa volta in E6, il nero decide in modo aggressivo di attaccare in E5, ritirata di donna in E7 e qui segue una serie di cambi. Quindi il bianco ha una buona posizione, decide di cambiare E1 e 2. Donna B3 e qui il nero forse ha fatto male i calcoli perché cambia E1 e 2. Ora questo finale è vantaggioso per il bianco. Perché? Perché ha una torre molto attiva, che tra l'altro ora sta puntando in B7, che costringe il nero alla difesa. In che modo il nero può difendersi? O per esempio portando una torre dietro il pedone ma una difesa molto passiva, oppure B6 rendendo questo pedone debole e in generale questo pedone a 7 in futuro, se il bianco riesce a controllare la traversa in E7, può essere preda di attacchi. Tuttavia non vediamo altre soluzioni. È il turno del bianco e gioca torre D1, andando a controllare la colonna D. Capirai che grande vantaggio controllare la colonna D, invece è un vantaggio potentissimo perché il nero vorrebbe giocare torre D8, ma non può perché seguirebbe il raddoppio di torri e il controllo della colonna va al bianco con grandissimo vantaggio che può essere decisivo nel finale. Il nero decide di giocare perciò torre in E8 andando a creare pressione su questo pedone. Il bianco comunque raddoppia le torri, il re si porta in posizione, re F2 e C5. Ok, ora nei commenti di questa partita un grande maestro suggerì torre 7, andando così a proteggere le eventuali entrate di torre e dopo una cosa del genere poteva continuare così, che in effetti non è affatto male. Ma il nero gioca diversamente, ha giocato C5, ora è il turno appunto del bianco che gioca re F3 e ancora una volta il nero perde l'occasione di giocare questa mossa ma gioca quest'altra, torre in E6. Il bianco ne approfitta di prendere la settima traversa, F6 e ora il bianco, sapendo di essere in vantaggio, praticamente la torre del nero è praticamente quasi finita, cioè l'unica alternativa sarebbe quella di ritirarsi. Il nero cambia e il bianco non prende di torre ma prende di pedone, creandosi un pedone passato che ha 2 case dalla promozione, il che deve mettere il nero assolutamente in guardia. Torre E8, questa mossa è importantissima sia per eventualmente mettere la torre dietro il pedone, creare minacce di torre eccetera eccetera, ma soprattutto per impedire che il re bianco possa andare a difendere il proprio pedone. Torre per A7, torre minaccia il pedone e spinta del pedone. Ora il bianco lo sa che è facile che ora il nero arriva qui e riesce a catturare questo pedone, ma non gli interessa tanto promuovere quel pedone, ma tanto distogliere l'attenzione dei pezzi del nero per catturare quel pedone. Torre per A7, torre D8, D7 e infatti re in E7, re in E4, re D6, A4, re in C6 e attenzione ora il bianco capisce che non c'è nulla da fare per quel pedone, decide di cambiare strategia, andiamo in F5 andando ad attaccare l'altra isola di pedoni, re F5, torre per D7, torre per D7, re per D7, H4, re E7, H5. Questo pedone diventa veramente fortissimo. Re F7 e il bianco ha raggiunto anche quest'altro obiettivo e ora ritorniamo di nuovo ad attaccare dall'altra parte, nessun problema. Re E4,
Re 6 conquistando l'opposizione, F5 scacco Re D6 perdendo l'opposizione, Re D3 e a questo punto della partita il nero abbandona. Ora analizziamo perché, cerchiamo di capire perché è abbandonato. Ora, finché non si è dei grandi maestri forse non si riesce a capire, ma perché praticamente fra poco il nero non avrà più mosse possibili. Per esempio, supponiamo che il nero decide di prendere l'opposizione giocando Re in D5 e seguirebbe B3, che è una semplice mossa d'attesa. Re D6, Re C4, Re C6 e fin qui il nero tiene la posizione. Ora seguono una serie di mosse per perdere tempi. G3 è importantissima, non G4 subito, ma G3, H6, G4. Ora il tratto è del nero. Re C7, Re B6, dopo per esempio Re B7, A5, cambio e per esempio Re A6, Re in C6. E qui c'è poco da fare perché il nero è costretto a muovere e il bianco arriva presto a promozione.